Oggi la Chiesa celebra Santa Aurelia. Il nome Aurelia deriva dal latino e significa splendente. Oggi, 25 settembre, è la giornata internazionale dei sogni. Tale iniziativa è stata promossa nel 2012 da Ozioma Egwonwu, una motivatrice ed educatrice americana, per ricordare con forza che tutti abbiamo la capacità di apportare cambiamenti positivi nella nostra vita e nel mondo. Ed il massimo potenziale si può raggiungere con l'unione, creando una forza di cambiamento positivo ed inseguendo i nostri sogni. Vari workshop ed eventi gratuiti anche in Italia sono finalizzati ad ispirare le persone di tutto il mondo ad agire e fare un passo avanti nel mondo. In mezzo alla strada c'era una transenna per lavori in corso. Il giudice Cesare Terranova non fece in tempo a intuire il pericolo. Da un angolo sbucarono alcuni killer che aprirono ripetutamente il fuoco contro la Fiat 131. Era il 25 settembre del 1979 e in quell'agguato mafioso a Palermo fu uccisa anche la sua fedele guardia del corpo, Lenin Mancuso. Buongiorno ai 12. Oggi la luna è proprio pestifera, abbracciata a Marte in Scorpione, quadrata a Plutone, grida proprio vendetta. Cosa avrà da dire ai 12? Scopriamolo insieme. Ariete, poggiata proprio sul vostro Marte in guerra con Plutone, sembra proprio non starci. La vostra parte emotiva a determinate condizioni che vi sembrano soverchianti o ingiuste e lotterete perché tutto questo possa cambiare. Toro, per voi inizia un'opposizione un pochino complicata. Marte e la Luna confabulano contro di voi in opposizione, ponendovi subito un ostacolo in quella nuova strada che avete scelto per evolvere lavorativamente e nella vostra vita. Quindi cercate di fare mente locale e soprattutto di non scoraggiarvi per nessun motivo. Gemelli, per voi è una giornata molto importante, la baruffa che vogliono provocare Marte e Luna in Scorpione non vi tocca e non vi riguarda, mentre invece altri pianeti benevoli stanno tutti collaborando per trasformare il vostro mondo, quindi non crucciatevi se l'unica a non sorridervi è Venere, perché presto lo farà anche lei. Cancro, è una giornata veramente molto intensa oggi, proprio perché Marte e la Luna vogliono sobillarvi un po' e rendervi più attivi. Godrete infatti dell'appoggio di questi due pianeti che vi aiuteranno a trasformare qualcosa e anche a dare conferma o meno ad alcuni sospetti che nutrite. Vi ricordo che da bravi segni d'acqua il vostro intuito non fallisce mai. Leone, per voi la giornata oggi ha due quadrature, un'opposizione niente male, Marte e la Luna contro Plutone che vi attacca. Oggi dovrete fare fronte al parere discordante di una persona che palesa comunque una contrarietà contro di voi. Ve la saprete cavare in una maniera molto diplomatica. Vergine, per voi Venere e la Luna sembrano essere un connubio pieno di energia, di forza, un cocktail assolutamente esplosivo che vi porta a trionfare e a prendere in mano la situazione lavorativa e portarla a compimento. Anche nelle passioni siete più sicuri e decisi. Bilancia, la vostra giornata oggi vede una serie di condizioni economiche da vedere, da trattare e soprattutto a cui fare fronte, proprio perché ci sono delle scadenze importanti e dovete organizzarvi come a voi piace fare. In amore ancora un po' di incomprensione. Scorpione, oggi siete protagonisti dello zodiaco con questa congiunzione di questa strana coppia Luna e Marte quadrata a Plutone, proprio col vostro pianeta. Avete fretta di cambiare, di trasformarvi, vi sentite comunque pronti di nuovo ad una nuova vita e forse non state attenzionando il circostante, che invece potrebbe riservare delle sorprese se non aprite bene gli occhi.
Sagittario, per voi la giornata oggi è un po' pensierosa, come se un retropensiero vi fermasse, qualcosa che non vi torna e sulla quale volete un po' indagare. Capricorno, per voi Marte, la Luna e Plutone sono invece un vantaggio, proprio perché vi danno un cocktail di energia positiva, attiva soprattutto, e tesa e protesa alla costruzione, regalandovi anche passione, anche perché Venere è in trigono e vi fa i suoi favori. Acquario, è una giornata assolutamente piacevole questa, se non fosse per quel Marte e quella Luna che tendono a mettervi davanti un ostacolo importante, qualcosa di non previsto, qualcosa che vi sfugge, qualcosa a cui dovrete fare fronte in una maniera intelligente e geniale, e ancora una volta riuscirete a divincolare. Pesci, per voi Marte e Luna invece sono vantaggiosi perché sono propulsivi in questo momento della vostra vita e non solo spingono voi ad agire di più, ma vi danno anche il carisma, con Saturno, di essere anche fautori di cambiamenti di squadra, di gruppo, e al lavoro sarete più carismatici che mai. Intenzionato a mettere su una band, il giovane batterista Larry Mullen affigge un volantino sulla bacheca della scuola. All'appello rispondono in 4 e il 25 settembre del 1976 si ritrovano tutti a suonare nella cucina di Larry, dando vita a un nuovo gruppo che inizialmente si chiama Feedback, ma che qualche anno dopo conquisterà il mondo con il nome U2. Per indicare una persona molto determinata ad ottenere ciò che vuole e che se la cava anche in situazioni difficili, in italiano possiamo dire: quello è un osso duro. Beh, in inglese il concetto è lo stesso, ma invece che di osso si parla di biscotto, utilizzando l'espressione tough cookie, traducibile letteralmente con biscotto duro. Dal Canton Ticino alla corte papale, Francesco Castelli, molto più conosciuto come Borromini, comincia a farsi strada nell'urbe, facendo subito i conti con il suo futuro nemico, Gian Lorenzo Bernini. I due hanno diverse visioni della vita e dell'arte. L'iniziale collaborazione presto si muterà in un conflitto divenuto leggenda. Borromini darà prova del suo genio con la realizzazione delle chiese di San Carlo alle Quattro Fontane e di Sant'Ivo alla Sapienza, ma la sua stagione fortunata termina con l'avvento di Alessandro VII e il ritorno di Bernini sulle scene. Da qui Borromini cadrà in una profonda crisi, disturbi nervosi, depressione, ipocondria, insonnia cronica lo porteranno al suicidio. Ci salutiamo con la frase del giorno: non ci sono buoni e cattivi, ma solo cattivi e peggiori. È questo il fascino delle persone. E anche la puntata di oggi finisce qui. Che un nuovo meraviglioso giorno abbia inizio. A domani, buona giornata.